Negli anni 90 andava in onda Non è la Rai. Oggi, in buona parte del Bassanese, non c'è la Rai, nel senso che non prende, non c'è segnale e sempre più telespettatori ci sottopongono questo problema. Ma attenzione perché si tratterebbe di una criticità già nota e prevista, ma evidentemente sottovalutata o forse addirittura ignorata dalla Rai. Questi dubbi, queste perplessità li avevamo già fatti presenti a Rai Way al momento della pianificazione fatta ancora 2 anni fa, dove con gli editori proprio del Veneto avevamo segnalato tutta una serie di criticità, ma sia il Ministero che Rai Way ci avevano dato rassicurazioni che tutto il Veneto non avrebbe avuto problemi di ricezione. Invece oggi stiamo proprio registrando un disservizio, stiamo raccogliendo le segnalazioni attraverso il Corecom, che è proprio anche l'ente regionale preposto per questo tipo di problematiche, perché stiamo facendo pressioni presso il Ministero perché diano una risposta chiara al nostro territorio, ma soprattutto perché garantiscono il servizio. Qua stiamo parlando di cittadini che pagano ogni anno il canone per avere un servizio e questo servizio non ce l'hanno. E proprio da un'iniziativa del vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto e del Corecom è attiva adesso una mail a cui poter inviare segnalazioni in merito.